Buongiorno, sono Cernuta Stanislao, soprannominato Stanco. Sono nato a Cave dei Predi, vicino a Tarvisio, nel 1945, paese conosciuto per la sua miniera di piombo e zinco, chiusa nel 1992. I miei nonni furono immigranti e minatori, quello paterno in Germania alla fine del 1800 e quello materno negli Stati Uniti. Mio padre falegname divenne poi pure lui minatore. Mia madre, a 14 anni, era già a Trieste a servizio come domestica e poi andò a Saronno, sino al matrimonio. Divenne poi piccola imprenditrice a Cave, gestendo una latteria e in seguito una trattoria, dopo aver lavorato anche lì come domestica in paese. Sono praticamente nato in sottosuolo, perché dopo 2 ore dalla mia nascita, mio padre mi portò in galleria. Era ancora in corso la seconda guerra mondiale e la sirena del paese suonò l'allarme in quanto stavano arrivando gli aerei bombardieri alleati. Così tutta la popolazione si rifugiò in miniera come di consueto in quei casi. 2 settimane più tardi i miei genitori chiesero ed ottennero dal direttore della miniera il permesso di transitare con me attraverso il pozzo e una galleria per andare nella valle vicina a farmi conoscere ai miei nonni. Il permesso fu accordato perché il passo che collegava le 2 valli era bloccato dalla neve. Una settimana dopo rifacemmo lo stesso tragitto lungo la galleria di oltre 4 km, risalendo il pozzo di 260 metri, tornando a giorno a Cave. Tale galleria funge tuttora da scarico delle acque della miniera ed era adibita a trasporto di operai della valle vicina con un trenino adibito a tale uso. Terminata la scuola media a Tarvisio, influenzato dalla realtà mineraria di Cave, decisi di studiare ad Agordo, all'Istituto Minerario Umberto Follador, famosa scuola di periti minerari. E lì trovai persone che provenivano un po' da tutta Italia, sia studenti ma soprattutto insegnanti. E persone molto preparate, soprattutto nell'ambito scolastico, con delle persone eccezionali come il preside Franco Foresi, il professore di matematica Francesco Iatti, che era un pescatore siciliano che diventò praticamente, si laureò, diventò professore di matematica studiando di notte. Ricordo anche i fratelli Claudio e Guido Zandò, i famosi Ciac, Vito Valcozna, il professor Valerio Spagna, Anna Irene Teatini, la famosa Gioconda, dolcissima professoressa di lettere, e anche il personale amministrativo molto competente e umano che hanno marcato a fuoco tanti di noi, come Vera Dalla Vista, Amalia Pedandola e Loris Santomaso. Parlo dei primi anni 60. Amici e colleghi di classe che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere e frequentare in Agordo. Ragazzi che poi hanno fatto tanto nella vita e qui mi perderei a menzionarli tutti, ma alcuni li voglio ricordare. In primis Gian Domenico Vanni Cappellaro, da poco mancato, compagno di stanza nella mitica pensione di Eghi, amico del cuore di quegli anni, conosciuto anche come presidente degli industriali della provincia di Belluno nella sua lunga carriera. Altri compagni ed amici di pensione come Gianni Gatta, tuttora molto impegnato con l'APIM e con l'ABM e attivissimo a molte manifestazioni dell'ambiente scolastico e minerario. Claudio Zanardelli, unico perito minerario che con concorso è entrato nel mondo bancario. Non studiava mai, ma era un fenomeno. Dotato di memoria stupefacente, alla picco della Mirandola. Poi Renzo Varaschin, diventato poi noto produttore di vini Valdobbiadene. Compagni di classe come Guido Agostini, impresario di successo e amico carissimo tuttora molto presente. Tony Possamai, che spesso mi attende a Treviso per proseguire insieme ad Agordo ai pranzi organizzati da Luigi Costantini. Altro fenomeno che all'epoca pensavo sarebbe diventato un grande giornalista e scrittore per la sua capacità dialettica e di analista della vita. E poi Corrado Pasquali, Adriano Sasso, Bruno Rossi, Giacomo James, Col Cook, Ezio Facchin, tutti ragazzi che con le loro carriere hanno contribuito a rendere grande l'istituto minerario. Giovanni Nane Socol, Mirko Cesco Frare, che ci hanno recentemente lasciati, assieme anche a Ovidio De Biasio e Sergio Filaferro. Prima ancora di essermi diplomato, tramite la scuola mi chiamò la Vianini per un lavoro in Thailandia, che poi sfumò non avendo ancora fatto il servizio militare. Sempre tramite la scuola fu intervistato in inglese da tecnici stranieri al Follador per un lavoro minerario in Sudafrica.
ma nello stesso tempo l'AMISPA mi propose l'assunzione miniera a Cave, a casa mia. Cominciò così la mia avventura di perito minerario miniere. Dopo pochi mesi fui contattato da Impregilo, mi propose di andare in Perù con l'ingegner Angelo Bonato, ex professore al Follador ed ex direttore della miniera di Cave. Dopo alcuni mesi di lavoro, con prove geotecniche nell'autostrada dei Fiori, partii per il Perù. Furono contattati e assunti pure Ottavio Romanel di Lavalle e Renzo Ceccato di Tarvisio, pure loro periti minerari impiegati a Cave. Cominciai come assistente di galleria facendo turni di giorno e di notte nel progetto idroelettrico del Mantaro. Ebbe così inizio la mia trentennale vita lavorativa all'estero, partendo dalla gavetta, non più in miniera, ma così sempre in sottosuolo tra gallerie, pozzi, rimonte, discenderie di centrali elettriche in sotterraneo, poi cave, sbancamenti, strade, oleodotti, in ambienti di ogni genere, montagne, foreste, paludi, deserti, con impiego di vari tipi di esplosivi e tecniche particolari di volate. Dal Perù al Pakistan, dove vissi 6 anni, alla diga di Tarbela, all'epoca la più grande intera battuta del mondo. Poi in Canada, alla James Bay, progetto Lagrange, in Nigeria la costruzione di un oleodotto di 1600 km dal mare al deserto. In Libia, alla costruzione del villaggio di Ras Lanuf. In Algeria sul gasdotto che porta il gas in Italia. A Panama progetto idroelettrico Fortuna, poi in Tunisia alla diga di Siliana e ancora in Algeria alla cava e porto di Gigel. In tutti questi cantieri mia moglie Leda mi ha sempre seguito. Mi fu proposta la dirigenza, ma decidemmo di rientrare in Italia, fui assunto dalla Collini di Milano. Iniziò pertanto una nuova vita. A Siracusa lo scout di una galleria ferroviaria, quindi in gallerie stradali Malbrembana, dove nacque mia figlia Beatrice. Con la Staldi a Genova, la metropolitana e poi sulla linea ferroviaria Orte-Civitavecchia, per ristrutturare gallerie. Nel 1992, Mani Pulite con Di Pietro, e così nel 1994, terminati tanti cantieri, altri mai aperti per inchieste varie, ripresi la valigia. Questa volta da solo e sempre con Astaldi andai in Algeria, al tempo dei problemi di terrorismo locale. Quindi da lì passai in Turchia, Mamali Turchi, però con Mamali Turchi mi trovai molto bene sull'autostrada Ankara-Istanbul. Nel 1995 mi richiamò l'Impregilo rioffrendomi la dirigenza e quindi tornai con il primo amore. Andai in Tanzania al progetto idroelettrico di Chiansi, poi in Nepal al progetto elettrico di Kaligandaki, poi in ufficio gare a Milano in sede per 6 mesi e quindi in India al progetto idroelettrico del Nat Pajacri. Poi in Brasile al progetto sempre elettrico di Sonora e per ultimo in Ecuador al progetto idroelettrico del Masar. Tutti progetti di grande dimensione con scavi a giorno in sotterraneo di grandi e medie ampiezze. In tutti questi paesi ho visitato musei, scavi archeologici, templi religiosi, frequentato famiglie per meglio conoscere vari ambienti, esperienze extralavorative che mi hanno aperto al mondo. Per esempio, nel 1965 assieme a mia moglie con tanta fortuna abbiamo visitato la Cina per 2 settimane. Mao era ancora vivo, con la rivoluzione culturale in corso, epoca in cui non era permesso ai turisti di entrare nel paese. Oltre agli stati in cui ho lavorato, che sono 16 praticamente, con la famiglia ne abbiamo visitati parecchi altri, quasi tutti gli europei. In Africa, l'Egitto, il Marocco e l'Esoto, in Asia, la Giordania, Israele, la Siria, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, l'Iran, l'Afghanistan, il Bahrain, gli Emirati Arabi, il Bhutan, la Thailandia, Singapore, il Tagikistan, il Kirghizistan, il Vietnam e la Cambogia. Nelle Americhe varie volte l'Argentina, poi il Paraguay, la Bolivia, l'Honduras, il Guatemala, la Repubblica Dominicana, il Messico, gli Stati Uniti. Nel 2006, dopo una lunga vita di sacrifici, con molte responsabilità e lontano da casa, decisi di pensionarmi. Mi sono sentito unito a Vittorio Fenti nella sua intervista per l'ABM. Le stesse esperienze, emozioni, lo stesso senso del dovere e di metterci la faccia. Mi ha commosso con la sua sincerità e passione.
ma mi rendo conto che facciamo parte di un'altra epoca, di un mondo scomparso dove non tutto ma tanto ha un'altra dimensione. Il mondo sta cambiando troppo velocemente. Quando mi trovavo in Pakistan, in autobus da Londra, o in macchina, in moto, in bici, si raggiungeva tranquillamente New Delhi, senza problemi di terrorismo o d'altro, attraversando la ex Jugoslavia, la Bulgaria, la Turchia, l'Iraq, l'Iran, l'Afghanistan e il Pakistan, tanto per fare un esempio. Dopo 2 mesi di pensione e di meritato riposo, sono stato chiamato da Stardi come consulente in Costa Rica e non ho saputo dire di no anche per gratitudine verso i miei ex colleghi. Alla diga di Piris, poi in Sudafrica con la CMC di Ravenna al progetto Engula, poi ancora in Cile per l'apertura di un nuovo progetto con Impregilo, la diga di Angostura nella famosa valle del Biobío. Con Salini in Malesia al progetto Ulugelai nelle Cameric Highlands. Nel frattempo mia figlia si laureò a Oxford dopo aver insegnato al College di Eton vicino, si trasferì a Mumbai, da lì poi a Dubai e quindi a Hong Kong e ora vive e lavora a Singapore. Sembra quasi una tradizione di famiglia sin dal 1800 questa immigrazione. È stata la mia come perito minerario una vita intensa, ma con un lavoro sempre sicuro perché molto particolare, altamente specializzato, anche se pericoloso. Ho sempre avuto la passione delle macchine operatrici nei lavori di ogni tipo, da quelli in miniera ai movimenti terra ed edili. Quando da boccia facevo i turni di notte in Pakistan ho imparato ad usare tutti i mezzi in cantiere. Jumbo, track drill, pale caricatrici, bulldozer, camion, betoniere, gru e scavatori. Mezzi che poi insegnai ad operare ai giovani nei vari cantieri di lavoro. Ho fatto vari corsi, il primo con la Nitro Nobel a Göteborg, avevano appena inventato Nobel tra l'altro, e poi altri con la CIA in Canada. Corsi di sicurezza a Panama e Tunisia. Ho imparato il tedesco alle medie a Tarvisio, l'inglese ad Agordo, lo spagnolo, il francese e il portoghese come autodidatta. Tutte lingue necessarie per farsi bene intendere dalle maestranze e specialmente dalle direzioni dei lavori nelle riunioni settimanali e nelle discussioni progettuali. Ho avuto la fortuna in alcuni incidenti, salvando la pellaccia come si suol dire, ma credo che Santa Barbara mi abbia sempre protetto. Tuttora porto al collo una medaglietta con la sua immagine. A volte ho comandato duramente, ma sempre cercando di dare l'esempio, partecipando alle fatiche del lavoro e nei pericoli, come Vittorio. Sempre presente ai cambi turni e sempre presentandomi per primo. Ma ho pure tanto insegnato perché tanto ho avuto. Ho conosciuto la politica mondiale, religioni come l'Islam, l'induismo, il sikhismo, il buddismo, le ricchezze e miserie di tanti paesi, sempre però orgoglioso dell'Italia e del Follador. Ho cercato di aiutare nel mio piccolo persone di diverse etnie, religioni e culture, portandole pure con me in altri paesi perché meritevoli nel lavoro e nella vita quotidiana, ingegneri e pure semplici operai. Ancora oggi, grazie a WhatsApp, sono in contatto con amici stranieri di diversi paesi. Ho avuto targhe e medaglie di riconoscimento, non solo dalle imprese per cui ho lavorato, ma pure da autorità straniere, tra cui un ministro, quale segno di gratitudine. Mi è stata dedicata una strada a Mlimba, in Tanzania, ed una pure a Sonora, Mato Grosso del Sud, in Brasile. A Sonora sono stato insignito della cittadinanza onoraria con targa della prefettura e della municipalità. Questi riconoscimenti rendono grazie pure alla mia famiglia che ha condiviso tanti sacrifici, all'Italia che con i suoi migranti si fa conoscere nel mondo e al Follador come scuola di tecnici. Ringrazio l'amico Gianni Gatta per la considerazione e stima dimostratami in questa occasione nel voler intervistarmi e raccogliere questa mia testimonianza di vita per voi. Grazie.